È un vero e proprio nuovo arrivo, a queste latitudini e quindi, abbiamo a che fare con una specie che non c'era, mai stata. Una specie nuova nel nostro territorio che le fototrappole immortalano sempre più spesso e che a primo sguardo si scambia facilmente per un lupo. Ma le differenze sono molte, a partire dalla stazza. Lo sciacallo è molto più piccolo di un lupo, si parla di un animale, sui 14 chili, dai 10 ai 14 chili, 15, e il lupo è molto più grande, arriva anche a 30-35 chili. Ha questo colore fulvo, lo sciacallo, che lo distingue, una coda corta, ma questa ce l'ha anche il lupo, una maschera facciale bianca, più ampia di quella del lupo. Diciamo che lo sciacallo è di dimensioni tra la volpe e il lupo. Carnivoro sì, ma non pericoloso per l'uomo. Lo sciacallo dorato si nutre principalmente di carcasse. Mentre il lupo, si segnala perché crea danno ai piccoli allevamenti amatoriali, quindi entra a nutrirsi, a predare attivamente le pecore o le capre, lo sciacallo lo si trova più facilmente investito nelle strade, dove si sta alimentando spesso di animali morti lungo le strade. Come per tutti gli animali selvatici, valgono le stesse regole di comportamento. È bene insomma non andargli incontro, comunque non cercare il contatto, non fornirgli da mangiare, non abituarlo all'uomo, insomma mantenere sempre questo distacco fra, l'uomo e gli animali selvatici. Intanto prosegue il monitoraggio sistematico da parte di tecnici e ricercatori attraverso l'uso delle fototrappole, per raccogliere dati concreti sul territorio e comprendere meglio la presenza e la diffusione di questa nuova specie. E si va ad intervenire su una specie solo quando si ha dei dati solidi.